Buongiorno e ben ritrovati. Sono passati 11, 12, forse 13 anni dall'ultimo video che ho fatto, che chiamavo Moby Dick Car. Ecco, questo è l'esempio di quello che non si dovrebbe fare, cioè iniziare una cosa e terminarla o sospenderla o interromperla dopo 10 episodi. Questo non è ammissibile oggi, soprattutto più che mai non è ammissibile in questo ambito, cioè nella produzione video, che siano video per YouTube oppure in questo caso video audio da utilizzare nei canali sia appunto diciamo broadcast o podcast. Questo non è ammissibile, bisogna essere molto costanti e non mollare mai. Comunque, bentornati. Mi è tornata la voglia, ho pensato a questo progetto che oggi inizia, chissà come andrà, come tutte le cose non lo possiamo sapere, vedremo cosa succederà. Questo è un video podcast audio introduttivo e voglio presentarvi appunto quest'idea. Io sono stato molto appassionato di telefilm che oggi si chiamano serie, così non so per quale motivo quando ho pensato a quale titolo, che titolo dare a questo progetto, mi venne in mente la serie televisiva che si chiamava A come Andromeda. Parlo degli anni 70, ero piccolo, avevo 6 anni circa, ed era una serie televisiva, quelle che venivano trasmesse alla Rai 1, esisteva forse Rai 1 e Rai 2 allora, forse solo Rai 1. Era una serie, un telefilm, pardon, perché non si chiamavano ancora serie, era un telefilm dove il protagonista era Luigi Vannucchi, un attore purtroppo scomparso prematuramente, mi sembra suicidato, se non ricordo male, Paola Pitagora, e parlava, ed era un telefilm in 5 episodi, in 5 puntate, ma diciamo che da un punto di vista, come dire, del soggetto un po' particolare, perché parlava di un centro di studi dove c'era un radiotelescopio che aveva captato delle onde sonore che provenivano da molto lontano e che quindi poteva rappresentare un primo contatto con gli extraterrestri, ed era intitolato proprio A come Andromeda. E così questo A come Andromeda mi è rimbalzato in testa per diverse settimane, finché ho pensato, in effetti questo potrebbe essere il titolo, A come puntini puntini. Quindi io inviterò diversi personaggi, amici, persone che conosco, che conoscerò anche, perché magari potrà capitare che inviterò anche persone che non conosco bene, che hanno da raccontarsi le loro storie, le loro esperienze, il loro vissuto, le loro professioni. Avrete capito che sarà qui dentro, nella mia macchina, per fare magari insieme a loro un percorso, un piccolo viaggetto di al massimo un'ora, ovviamente, ripeto, dove parleremo di tante cose. Ho pensato, questa è la puntata introduttiva, ho pensato di registrarne un bel po' prima di mandarle in onda, quindi se state vedendo questa vuol dire che ne ho registrato almeno 10 e ho deciso di pubblicarle tutte. Ho pensato di fare un prodotto appunto ambivalente, che sia fruibile nelle piattaforme podcast, che sia fruibile su YouTube, proprio perché se uno poi vuole vedere il video se lo guarda, se vuole solo ascoltare l'audio se l'ascolta. Quindi buon viaggio e speriamo bene. Ciao.